Una giovane chioggiota all'1:30 della scorsa notte ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo ed è finita fuori strada, travolgendo il cuspide del guardrail, che è la prima deviazione che porta a Chioggia provenendo dal ponte translagunare. L'impatto è avvenuto a una velocità tale che l'auto, dopo aver distrutto il guardrail, è volata per almeno 30 metri, atterrando nel fosso profondo circa 4 che delimita la strada Romea. Nell'urto si sono azionati gli airbag. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della donna e speriamo non siano gravi. L'incidente avrebbe potuto avere sicuramente effetti molto più gravi, sia per aver sfiorato il grande palo di segnalazione, sia, molto probabilmente, per merito della fitta vegetazione che è formata da canne e che ha sicuramente smorzato la velocità del mezzo. I rilievi sono al vaglio della polizia locale, che è intervenuta nella notte. L'auto, che al momento è totalmente nascosta dalla vegetazione, verrà recuperata nel primo pomeriggio di oggi. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. La scorsa notte è crollata una parte del soffitto dei portici in Corso del Popolo a Chioggia, in corrispondenza del bar Pedavena tra le cagli Pigna e Corona. Nessun danno alle persone, essendo accaduto il fatto in ore di scarso transito, ma grosso spavento per quello che avrebbe potuto succedere in altri orari. I vigili del fuoco hanno transennato l'area con il nastro da cantiere. Non è la prima volta che l'intonaco del tetto dei portici cade al suolo, a causa del peso degli anni e dei fattori inquinanti. Intervento dei vigili del fuoco di Chioggia stamattina attorno alle 8, quando dalla vicina caserma in Riviera Caboto hanno mosso verso la scuola secondaria Silvio Pellico, ubicata nella retrostante via Mazzini, allarmati da un quadro elettrico che aveva mandato segnali di fumo. Il piccolo incendio è stato spento contestualmente, provocando comunque un ritardo nell'inizio delle lezioni. Gli studenti sono entrati in classe alle ore 8:30 circa, poi l'attività scolastica è proseguita regolarmente. Si svolgeranno a Chioggia, sabato 5 e domenica 6 maggio, le Kinderiadi, ovvero il trofeo delle province di volley Under 15 maschile e Under 14 femminile, che avrà come protagoniste le selezioni di ogni territorio veneto, più quelle di Trento e Bolzano. Il nome della manifestazione deriva dal supporto delle barrette al cioccolato Kinder, che ha lasciato la sponsorizzazione delle squadre nazionali maggiori per dedicarsi allo sport della gioventù e dell'infanzia. La manifestazione organizzata dalla FIPAV aggiunge la 17ª edizione e si avvale della collaborazione delle realtà locali, il Volley Clodia femminile, Volley Clodia ICS, l'Union Sant'Anna e il Valli Calcio a 5, che mette a disposizione anche la palestra Ballarin nella frazione. Gli altri impianti coinvolti sono ubicati nelle palestre di Sottomarina e Sant'Anna, mentre le finali sono in programma domenica al Palasport di Borgo San Giovanni. I maschi giocheranno alle 15:30, le femmine alle 17. Le premiazioni avverranno al termine, ovvero dalle ore 18. Nella selezione veneziana anche la giovane palleggiatrice Giorgia Nordio, seguita dal coach Maurizio Gandolfo, che da anni fa parte dello staff provinciale femminile, mentre 3 maschi portabandiere locali saranno Alessandro Tiozzo, Matteo Naccari e Mattia Ballarin, nella selezione guidata da Andrea Boscolo. Il trofeo è detenuto dai vincitori dell'ultima edizione, cioè Treviso Belluno per i maschi e proprio Venezia fra le ragazze. Sostegno alla manifestazione arriva anche dall'ospitalità delle strutture ricettive, con gli albergatori dell'ASA, i concessionari balneari dell'Ascot e il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, pronti a sfruttare l'iniziativa per lanciare Chioggia e Sottomarina quali centri per lo sport giovanile alle soglie della stagione estiva. Finalmente dunque la scelta del Comitato Federale e della FIPAV riporta in città una grande manifestazione voleistica di importanza nazionale. Come un fulmine a ciel sereno, la Clodiense Chioggia Sottomarina esonera l'allenatore Massimiliano De Mozzi a una giornata dalla fine del campionato.
prima della decisiva trasferta di domenica a Mantova. Lo ha comunicato il presidente Ivano Boscolo Bielo durante una conferenza stampa ieri allo stadio Ballarin. La decisione l'ho presa io dopo aver parlato con lui. La scelta è obbligata dopo che ho saputo di un'intervista rilasciata dal mister contenente dichiarazioni non accettabili perché screditano il lavoro fatto dalla società e dai giocatori. Bielo fa riferimento a un passaggio in cui De Mozzi sosteneva che raggiungere la salvezza con questa squadra sarebbe un miracolo. L'obiettivo della società la scorsa estate non era nascosto, conferma il presidente. Avremmo voluto giocarci la possibilità di andare ai play-off. Che la salvezza, peraltro ancora tutta da conquistare, sia un miracolo è una sua idea. Per me, dice Bielo, è un fallimento totale rispetto agli obiettivi. In panchina a Mantova andrà il vice di De Mozzi, l'ex bomber Granata Emanuele Rizzi, che già altre volte in stagione ha sostituito il primo allenatore. Interpellato da Chioggia Azzurra, il trainer vicentino si è limitato a un laconico messaggio, che recita: «Sono state interpretate male le mie parole o si è voluto interpretarle male». I veleni restano sotto traccia. L'importante ora è la salvezza diretta. Amici di Network Azzurra, buongiorno, buon mercoledì e dunque buon maltempo a tutti. Dunque la prima perturbazione definita tale del mese di maggio porta con sé la genesi di un piccolo ma insidioso depressione in ambito mediterraneo direttamente dalle regioni africane. La quale perturbazione è entrata questa notte anche sulle nostre zone, apportando in diverse occasioni temporali, piovaschi e piogge continue un po' ovunque, e regalerà naturalmente una mattinata sicuramente molto piovosa, molto instabile e perturbata. Un leggerissimo miglioramento in campo di precipitazioni sarà nel pomeriggio, quando diminuiranno abbastanza in tutti i settori, lasciando però spazio comunque a una nuvosità molto compatta e pochissime schiarite. Una perturbazione che naturalmente, come vi ho già detto, creerà le condizioni per il formarsi di una depressione in ambito mediterraneo che ci traghetterà per buona parte della settimana in un tempo prettamente instabile e tipico anche della primavera. Ritorneranno quindi le piogge, i temporali, i piovaschi, naturalmente non pioverà tutto il giorno, ma saremo sempre insidiati da appunto questi fenomeni dietro l'angolo, quindi ombrelli a portata di mano. Anche le temperature perderemo qualche grado sicuramente, ritornerà la neve in ambito alpino tra i 1700 e i 1900 metri, questa è una gran cosa naturalmente, visto lo sciogliersi molto veloce della neve, ma naturalmente tant'è, questo è un piccolo break naturalmente primaverile che poi avrà dei connotati importanti sulla prossima alta pressione che avremo appunto la prossima settimana. Comunque almeno fino a venerdì sabato il tempo sarà prettamente instabile, variabile. Consoliamocela, andiamo avanti e questo è il mese di maggio che parte. Ragazzi, buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao!